Allora, con l'assessore e vice sindaco di Taglio di Po Alberto Fioravanti, con l'architetto Paolo Adiano, responsabile dell'ufficio tecnico, oggi vogliamo parlare di una proposta partenariato pubblico-privato, partenariato che riguarderà la gestione e la manutenzione degli impianti termici del comune o delle strutture comunali. Allora, questa proposta è nata su indicazione del nostro Energy Manager qualche anno fa, ormai facendo i conti sono passati 5 anni. L'intento era quello di produrre inizialmente delle riduzioni dei costi delle bollette e della gestione degli impianti, anche perché uscivamo da un contratto con la ditta Guerrato. E così il nostro Energy Manager, facendo un po' conti alla mano, ha visto che i consumi e la gestione potevano avere dei grossi risparmi. Ci ha proposto questa via che è il partenariato pubblico-privato. In questo senso ci sono le ditte, insomma, sul mercato che possono offrire il loro servizio che ritengono conveniente. Quindi siamo partiti da un aspetto economico, però poi abbiamo visto che potevamo anche avere dei risvolti ambientali molto importanti, quindi sulla qualità dell'aria e poi soprattutto per il rinnovamento delle nostre caldaie. Questa ditta ha fatto la proposta di partenariato pubblico-privato e quindi si è identificata come promotore. Il comune e l'amministrazione ha accettato la loro proposta dopo anche una validazione del progetto da parte di un ente certificatore e la proposta è stata messa a bando. Si è trattato di una gara europea, quindi chiunque poteva partecipare. Sicuramente il promotore, che in questo caso era la ditta Edison, aveva il diritto di prelazione, quindi l'ultima parola, diciamo, ecco. La gara è stata aggiudicata, abbiamo firmato il contratto il 1° di dicembre, i primi giorni di dicembre, e quindi abbiamo iniziato questa collaborazione con Edison. Vantaggi per il comune e vantaggi per l'azienda, vice sindaco? Sono vantaggi già espressi sia in fase pre-gara che poi durante la gara, quindi è tutto tra virgolette nero su bianco, che come diceva l'architetto Dian sono legati a ammodernare ed efficientare tutte le situazioni che abbiamo di impianti di riscaldamento, soprattutto negli edifici comunali. Detto questo, i vantaggi che avremo non economici ma di forniture soprattutto sono di 300.000 euro, quantificati in 300.000 euro. Abbiamo una tabella che ci dice, con cui abbiamo concordato, edificio per edificio, quali sono le cose che verranno fatte. Vorrei ricordare una cosa, che diciamo così, che si parla di sostenibilità. Quando noi a Taglio di Po si parla di sostenibilità non si parla solo di sostenibilità economica ma anche ambientale. Questo permetterà di rendere tutto più efficiente ed efficace, ma anche di rendere meno impattante da un punto di vista ambientale. Con queste nuove caldaie che metteremo su avremo un risparmio del 20% di utilizzo del metano, per esempio, e un grossissimo risparmio di circa 22.000 kg di CO2 all'anno di emissioni in atmosfera. Ecco, e i tempi di realizzazione dei lavori? Venerdì prossimo, quindi la prossima settimana, venerdì iniziano i lavori sull'asilo nido. L'asilo nido aveva delle carenze importanti sulle caldaie che erano arrivate a fine vita, ormai purtroppo, quindi chiediamo scusa per i disagi ai genitori dei ragazzi e dei bambini che frequentano l'asilo nido. Purtroppo dovrà restare chiuso almeno un paio di giorni per i lavori, perché verrà cambiata la caldaia interamente, quindi verrà messa su una nuova caldaia per tutto il coso, in più verranno aggiunti in alcune stanze dove manca la climatizzazione. Altri interventi importanti? Sì, appena chiuso l'intervento sull'asilo nido, che ripeto durerà 2 o 3 giorni, quindi sarà una cosa abbastanza rapida, passeremo sicuramente alle scuole. Chiaramente lo faremo in maniera non invasiva, quindi facendo continuare l'attività scolastica, ma abbiamo sicuramente, sappiamo tutti, dei problemi storici presso i maestri, in cui interverremo per cercare di limitare e di sistemare le criticità che ci sono, ma anche interverremo in Civistella. Attualmente c'è un unico impianto che funziona sia per l'asilo che per la scuola elementare, dico io, la scuola primaria, saranno divisi 2 impianti in modo da renderli più efficienti ed efficaci e dare anche una qualità di vita e di cose migliore, oltre a altre situazioni che verranno sistemate
ripeto, sempre nelle scuole in maniera puntuale e che daranno comunque un miglioramento della qualità dello stare a scuola. A questo ci aggiungo, ma solo perché voglio dire, sono dei tanti, ripeto, su ogni edificio più o meno gran fatti dei lavori, ci saranno cose importanti sulla sede delle associazioni, così come ci sarà una cosa importante su Sala Europa, che finalmente potremo toglierci il problema del pensiero del riscaldamento e della climatizzazione, e quindi non ci saranno più dubbi se va o non va, e quindi tutta una serie di cose che, ripeto, entro la primavera di quest'anno contiamo di chiudere e far sì che poi non dovremo dimenticarci, così come fortunatamente in qualche modo ci stiamo dimenticando dell'impianto di illuminazione pubblica, perché fila tutto liscio, così dovremo fare anche per l'impianto di riscaldamento dei 14 edifici comunali che abbiamo. Perfetto, vi ringrazio, grazie anche per questa opportunità per il Paese, e alla prossima, al prossimo comunicato importante per Taglio di Po. Grazie a te. Grazie a te.